Salvi 2 sportelli su 15, le aspettative erano diverse, sindaci preoccupati e molto arrabbiati erano in attesa di un incontro, hanno invece ricevuto la comunicazione che Poste Italiane non torna sulle decisioni prese. Dopo mesi di trattativa, sollievo solo a Conegliano e Vedelago. Sembra che in questo momento almeno uno sportello, quello di Fossalunga, sia salvo, però non credo che questo sia un ottimo risultato, perché è veramente un risultato a metà, ma difficile quantomeno da spiegare. Ma non si tratta di rami secchi, è su questo che i sindaci puntano, sono servizi fondamentali per le fasce più deboli della popolazione. Le persone anziane che hanno difficoltà di muoversi, che hanno bisogno di un ufficio vicino e per il ritiro della pensione e per le cose essenziali, ed è il motivo per i quali i sindaci stanno decidendo di continuare il ricorso. Dopo l'annuncio dei mesi passati, ecco il ricorso al TAR contro Poste Italiane, unico strumento che ancora si può mettere in campo. I sindaci hanno ritenuto nell'incontro di oggi di adire definitivamente alle vie legali e quindi tentare una difesa che possa essere giusta, che reputiamo giusta, attraverso una sospensione del provvedimento. Ricorso al TAR, ma anche affidare il servizio di posta a un gestore privato, non ci si rende conto del danno. Poste Italiane, oltre al servizio che svolge, rappresenta comunque un punto di aggregazione di funzione sociale per quanto riguarda il territorio. Quindi se iniziamo a svuotare, specialmente in fascia pedemontana, queste funzioni, rischiamo che il territorio già è in fase di spopolamento, ma si spopola ancora di più nel futuro.